Siamo tornati nuovamente in studio, come avevo anticipato, spazio alla CGIL, parleremo di pensioni, fra l'altro argomento principe, perché insomma molti si chiedono quali sono le novità, che cosa sta accadendo, se ci sono insomma le possibilità di andare in pensione, ma parleremo, però l'abbiamo detto, anche di assegno unico, di figlie, parleremo di scadenze, di controlli, di quattordicesime. Partiamo proprio dalle novità, se ce ne sono, sulle pensioni. Vi presento Paolino Barbiero, Speech GL Treviso. Buongiorno. E Durante Valentina, direttrice Inca di Treviso. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dunque partiamo proprio da Paolino Barbiero. Insomma, la gente si domanda questo. Fra l'altro, se avete domande da fare, lo vedete, il numero in sovraimpressione, potete domandare agli ospiti qualsiasi cosa riguardante ovviamente questo argomento. Pensioni tutti si domandano, ci sono novità, ci sarà la possibilità di andare in pensione. Quali sono, insomma? Non ci sono novità, ci sono le regole in vigore dal 1° gennaio 2023 rispetto a una serie di ritocchi che ha fatto con la finanziaria il governo Meloni. E i ritocchi che sono stati fatti non hanno migliorato la condizione e non hanno colto neanche le proposte che il sindacato aveva avanzato. In sostanza il recupero del potere d'acquisto sulle pensioni è stato garantito solo alle pensioni basse e chiaramente c'è una perdita di potere d'acquisto per tutte quelle pensioni che hanno versato oltre 43 anni di contributi, cioè quelli che sostanzialmente mantengono il sistema previdenziale, dove la quota di rivalutazione è stata in alcuni casi anche dimezzata. In più la norma prevedeva che per gli ultra 75enni che avevano pensione bassa ci fosse un incremento superiore e a oggi non abbiamo ancora riscontro che questo sia avvenuto. Hanno peggiorato la condizione di opzione donna di quelle persone che potevano pensare di uscire a 35 anni con 35 anni di contributi e 58 di età, introducendo ulteriori criteri dove questa flessibilità viene meno. Quindi siamo in una situazione in cui, anche sentendo le discussioni di questi giorni in vista della finanziaria che dovranno preparare per l'anno prossimo, sicuramente alle pensioni non verrà data una lira in più. Molto probabilmente forse utilizzeranno le pensioni per fare cassa e ce lo spiegheranno perché magari devono fare questo per compensare le situazioni dall'altra parte. Tra l'altro ricordo a tutti che siamo un paese che ha un plafond di evasione e di elusione fiscale molto, molto alto e hanno fatto gli interventi per determinati settori dove la tassazione è stata ridotta al 20%, mentre invece i lavoratori dipendenti e pensionati mediamente pagano attorno al 35%. Quindi alla fine si dà a una classe di persone la possibilità di pagare meno contributi e meno tasse e dall'altra parte non si fa una seria lotta sull'evasione fiscale. È chiaro che a questo punto per far quadrare i conti dovranno intervenire in termini pesanti ancora sulle pensioni e sulla sanità, che è l'altro grande tema che non va guardato con grande attenzione, anche perché la demografia ci dice che gli anziani aumentano perché diventano vecchi quelli che sono nati negli anni 50-60, i giovani diminuiscono e quindi la spesa sociale deve essere aumentata perché chiaramente con l'aumento degli anziani aumenta anche il numero delle patologie che devono avere una risposta su questo versante. Quindi noi siamo molto preoccupati, speriamo che questo governo cominci a fare un confronto serio col sindacato, perché finora ci ha solo incontrato per dirci quello che vuole fare, mentre invece dovrebbe anche ascoltare quali sono gli interessi che deve guardare con più attenzione, perché noi quegli interessi dei pensionati e dei lavoratori li stiamo rappresentando, anche per trovare un nuovo riequilibrio dentro al sistema. Poi ci sono tutte quante le norme, magari ne parliamo più avanti, anche rispetto a una serie di scadenze, perché ci sono delle situazioni che noi chiamiamo così di diritti inespressi, cioè la possibilità di avere dei miglioramenti anche sulla pensione che le persone non conoscono e perdono questa opportunità. E di questo ne parliamo adesso, subito dopo però questa telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Lei si chiama e chiama da dove? Io sono Gilberto, al telefono d'Abano Carme. D'Abano, buongiorno. Dica pure. Niente, volevo sapere se ci sono regole nuove per quanto riguarda i lavoratori precoci.
Ecco, ti faccio rispondere da Valentina. Sì, allora buongiorno. Niente, per quanto riguarda i lavoratori precoci dobbiamo ricordare sempre quelle che sono in maniera particolare il requisito, quindi di fatto la precocità esiste se ho maturato in primis i 41 anni di contributi e poi il fatto di aver versato 12 mesi di contributi, quindi un anno di contributi prima dei 19 anni di età. Questa è un po' la regola generale. Al netto di questo il consiglio è quello di verificare sempre la posizione specifica personale, perché poi appunto ci sono delle casistiche rispetto alla precocità, quindi a questa norma generale sulla contribuzione, no? Il fatto ad esempio appunto di svolgere delle mansioni particolarmente pesanti o gravose, quindi questo fa la differenza con delle dichiarazioni che devono essere firmate sia dal lavoratore che fa la richiesta che dal datore di lavoro, appunto, se è ancora in essere. La condizione che consigliamo noi, insomma, è sempre quella di fissare un appuntamento nelle nostre sedi, se ha piacere magari ci può lasciare anche il numero se è ancora possibile, ed eventualmente appunto verrà richiamato per verificare proprio nello specifico quella che è la casistica. La norma generale poi, come diceva appunto Paolino prima, ci ricordava che per il 2023 si fa sempre riferimento alla pensione anticipata con i 41 anni e 10 mesi di contributi versati per le donne e i 42 anni e 10 mesi di contributi versati per gli uomini. A questo requisito contributivo appunto da maturare nel corso del 2023 si aggiungono poi i 3 mesi di finestra per i dipendenti privati o i 6 mesi di finestra per i dipendenti pubblici, successivamente ai quali poi verrà erogato di fatto il trattamento pensionistico, quindi la vera pensione. La pensione di vecchiaia, che oggi si matura con i 67 anni di età e i 20 anni minimo di contributi, e quindi insomma è un po' un requisito che conosciamo già da qualche anno, e nello specifico l'opzione donna, perché come ricordava Paolino prima, appunto è una possibilità di accesso alla pensione che con l'ultima però legge di bilancio, con il 2023, si è davvero ristretta la platea delle possibilità di accesso a questa tipologia di pensione, perché oltre alla contribuzione, cioè i nostri 35 anni di contributi per le donne che devono essere versati, quindi i requisiti maturati al 2022, e l'età anagrafica che non è più 58 o 59 anni di età, ma varia insomma rispetto al numero di figli che poi una donna ha avuto nella sua vita, insomma, è limitata proprio a delle condizioni specifiche. Quindi la donna che ha la possibilità di accedere al pensionamento con l'opzione donna, oltre al requisito anagrafico e contributivo, deve essere anche nelle specifiche condizioni, quindi di essere un soggetto invalido con il riconoscimento di almeno il 74%, oppure appunto di essere un caregiver, quindi soggetti che assistono familiari con disabilità, nello specifico insomma con il riconoscimento della legge 104 in gravità, oppure appunto essere licenziate che questo licenziamento derivi appunto da aziende in crisi con dei tavoli tecnici al Ministero. Quindi sono veramente condizioni particolari da valutare nello specifico, appunto nella storia di ogni persona, di ogni lavoratore. Ritornando a quello che chiedeva appunto il telespettatore, esatto, rispetto alla precocità non ci sono grandi cambiamenti, però appunto il consiglio è: faccia riferimento alle sedi, prenda un appuntamento o, se è il caso, insomma, ci lasci il numero che la contattiamo noi per verificare proprio nello specifico quella che è la sua condizione particolare e quindi appunto soggettiva, ecco, della sua storia lavorativa e della condizione anagrafica e contributiva nella quale si può trovare lei adesso. Ecco, quindi chiediamo al telespettatore che ha fatto adesso la domanda di lasciare il numero in regia, poi il numero verrà girato proprio a loro e quindi verrà contattato. Parlavamo di scadenze importanti. Beh, c'è più che una scadenza, è un promemoria da fare che certo. Dal 1° di giugno c'è la 14ª per i pensionati e pensionate che hanno una pensione lorda sotto i 1.100 euro. Suddivise per fascia, poi casomai la Valentina può esplicitarle meglio. Chiaramente questa pensione viene data d'ufficio da parte dell'INPS,
però esistono dei casi in cui per tutta una serie di problematiche collegate anche alle banche dati magari le persone non la percepiscono, quindi quello che noi diciamo è attenzione a quelli che sono entrati nel 64esimo anno di età, certo, nel corso del 2023 e hanno pensioni lorde sotto i 1.100 euro, di verificare se d'ufficio è stata inserita la 14esima. Se no si aspetta a settembre e si fa la domanda di ricostituzione. Poi ci sono una serie di scadenze che riguardano soggetti che hanno pensioni di invalidità e inabilità che sono soggette alla dichiarazione del reddito. Adesso stanno verificando quelli che non hanno fatto questa dichiarazione relativa all'anno 2019. Ce ne sono 33.000 in tutta Italia, per cui pensiamo possano essere circa 300 in provincia di Treviso, e chiaramente dopo aver avuto una serie di avvisi l'INPS procede alla non erogazione della prestazione. Questa persona ha tempo 120 giorni per rifare la domanda, presentare tutta la documentazione, altrimenti oltre a non percepire più quella pensione gli viene chiesto anche l'arretrato. Sono situazioni che non riguardano grandi numeri, ma quando sono situazioni che certo, toccano queste persone vanno in difficoltà, per cui il nostro è anche un messaggio di preventivare un'azione di questo certo, caso, di sapere che ci possono essere anche queste possibilità, di non andare in panico, di rivolgersi a un patronato, in questo caso all'INCAR, agli uffici che la CGIL ha nel territorio, per mettere subito in sistemazione la posizione previdenziale. Poi l'altra scadenza importante che c'è è per gli assegni, l'assegno unico familiare. Sì. Mentre l'anno scorso è stato fatto un procedimento di assistenza anche da parte nostra per transitare dal vecchio modello assegni familiari alle nuove modalità, una volta che l'INPS ha acquisito tutti i dati per il nuovo trattamento, l'INPS lo fa in automatico, fermo restando che la persona deve fare l'ISEE se vuole prendere una cifra superiore al minimo stabilito, e se lo fa entro giugno percepisce anche gli arretrati da marzo, se non lo fa entro giugno perde gli arretrati. Allora noi sappiamo, perché l'abbiamo visto anche l'anno scorso, ci sono persone che per N motivi o non si accorgono, non fanno caso, o pensano che ci sia tempo di recuperare le cose, perché poi una volta il margine per recuperare l'arretrato era più lungo, adesso bisogna sapere che se non ti metti in regola rispetto all'assegno dell'anno scorso certo, e percepisci meno, lo devi fare entro il 30 di giugno, altrimenti se poi ti metti a posto certo, i soldi dei 4 mesi che sono passati da marzo a giugno non li percepisci come arretrati. Ecco, un attimo solo perché c'è un'altra telefonata. Buongiorno. 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 Lei si chiama? Sarego Massimo. Mi chiamo Massimo. Mi chiama da dove, mi scusi? Da Padova. Da Padova, mi dica pure. Niente, io ho avuto un problema che mia madre è morta praticamente recentemente in aprile, e ho fatto la domanda della NASPI perché ero il suo badante personale, però sempre restando su una decisione che io sono rimasto a casa per mia madre dell'assistenza molti anni prima, perché non gli era stata riconosciuta l'invalidità con l'accompagnamento, neanche con la cecità, niente, ho dovuto stare in casa. L'ospedale mi aveva detto che sarei diventato il suo carige familiare facendo le dovute domande anche in ospedale e tutto quanto, e anche al CAF. Io quando è morta e tutto quanto, che ho presentato tutte le sue carte, mi hanno detto che io come assistenza in casa, i miei 10 anni che ho perso, cioè non sono stati persi perché ho assistito mia madre volontariamente perché è importante, però mi hanno detto che non valgono niente per la mia pensione e volevo sapere se era vero. Allora, sì. Allora, guardi, il concetto del caregiver rispetto poi a quella che è la contribuzione che viene valutata ai fini previdenziali, quindi ai fini della pensione futura, insomma, calcolata rispetto alla pensione futura è questa. Il caregiver è quel soggetto che appunto assiste il familiare disabile, no? E quindi può essere appunto la sua condizione rispetto alla mamma.
l'assistenza però non basta soltanto l'assistenza per aver diritto alla contribuzione, no? Per aver diritto alla contribuzione versata nel caso di assistenza io devo seguire una procedura. La procedura qual è? Innanzitutto il fatto che il soggetto invalido, in questo caso appunto il genitore, deve avere riconosciuto la legge 104, quindi la gravità, deve avere un verbale che viene solitamente appunto indicato successivamente alla visita che viene fatta in commissione medica. Solitamente viene presentata l'indennità di accompagno e in concomitanza anche la richiesta della legge 104. Perché? Perché se al familiare disabile viene riconosciuta la legge 104 in gravità, questo, quindi l'articolo 3,3, che spesso insomma si sente dire anche magari banalmente insomma nei discorsi che si fanno, questo riconoscimento in capo al soggetto disabile può dare dei benefici ad esempio ai familiari, ad esempio ai figli. Qual è uno dei benefici più importanti? Uno dei benefici più importanti è la possibilità per il familiare, per il figlio in questo caso, come poteva essere lei rispetto appunto alla madre, di chiedere all'INPS il congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di 2 anni. Questo però lo posso chiedere in qualità di familiare del disabile con questo riconoscimento della 104 in gravità, se io che assisto il disabile sono lavoratore dipendente. Certo. Quindi faccio la richiesta all'INPS, chiedo all'INPS che mi venga data la possibilità, riconosciuta, autorizzata, il congedo straordinario retribuito rispetto alla legge 104 e quindi di fatto mi assento dal lavoro perché sono in congedo e questa contribuzione fino ad un massimo di 2 anni, quindi contribuzione e retribuzione, è valida e viene conteggiata ai fini della pensione. Ecco che però se io decido di di terminare il lavoro, astenermi dal lavoro con altre condizioni, ad esempio con un'aspettativa non retribuita, piuttosto che insomma con altri accordi che posso trovare insomma con il datore di lavoro diversi da quello che è il congedo straordinario della legge 104, non è detto appunto che tutti questi anni di assistenza al familiare disabile mi valgano o per i quali insomma ci sia della contribuzione versata. Adesso lei mi parlava anche di una NASPI, quindi immagino che sicuramente lei avrà cessato il suo rapporto di lavoro. Probabilmente è stato la fine di un contratto a termine piuttosto che un licenziamento. Bisognerebbe anche qui insomma entrare nello specifico. Io ho fatto la NASPI perché negli ultimi 5 anni mi sono iscritto come badante di mia madre perché ok. Quindi sempre lei stando in casa e sempre facendo conto che la legge 104, come lei dice, l'ha avuta già nel 2009, però io non ero dipendente, ero un lavoratore autonomo che ho dovuto chiudere la mia attività senza essere retribuito da nessuno, insomma, ecco, perché la gravità era talmente grave che quando è stata operata in ospedale nel 2009 mi hanno detto che aveva bisogno di assistenza, immagino. Ecco sì, molta presenza, molto di più di quello che ci era pensato all'inizio. Certo. Purtroppo gli anni sono andati molto in là perché ci sono state anche delle avversità che è peggiorata. Per questo che dicevo, tutti questi anni, perché ci sono stati molti anni che non sono stati retribuiti perché non c'era neanche il fondo per essere assunto come badante, perché gli avevano dato la invalidità 104 senza l'accompagnamento per i primi 4-5 anni, che è una cosa assurda quasi da quello che mi avevano detto dopo, però questo è quello che è accaduto. Ci sono state tante avversità, intendo, questo. Certo, sì. Guardi, io il consiglio che do e che diamo sempre, anche nel suo caso, insomma, è quello di vedere nello specifico quella che è la posizione contributiva e quindi partire, insomma, dalla sua posizione assicurativa di versamento all'INPS, considerando che c'è stato anche un versamento autonomo e probabilmente appunto questo contratto come badante della mamma. Quindi se ha piacere, volentieri, insomma, se vuole lasciare anche lei il suo recapito o fare riferimento a una delle nostre sedi, evidentemente
direttamente in provincia di Padova, se chiaramente è più comodo, perché riusciamo appunto a valutare nel caso specifico quello che è utile ai fini della pensione, oppure insomma vedere se ci sono anche degli aspetti diversi che magari non sono stati evidentemente considerati insomma finora, se si può aprire qualche spiraglio diverso. No, mi scusi, la ringrazio perché abbiamo anche altre telefonate. Magari se lei riesce a lasciare il numero, come per il telespettatore prima, magari passiamo il numero poi a loro, così verrà contattato, perché sennò non riusciamo a magari dare spazio anche ad altri. Ci sono situazioni complesse e delicate che non si possono, perché bisogna farlo con le carte davanti. Certo, che vanno trattate poi singolarmente. Dunque, stavamo parlando, la ringrazio intanto, la ringrazio davvero. Dunque, stavamo continuando a parlare, poi siamo fermati proprio. Sì, ci sono tutte queste scadenze per cui bisogna prestare attenzione. E, poi l'altra questione importante è, se noi guardiamo alla fine, ho preso i dati aggiornati dal casellario dell'INPS, solo in provincia di Treviso ci sono circa 78.000 persone che hanno una pensione sotto i 1.000 euro. Poi chiaramente non tutti hanno diritto alla 14esima, perché magari non hanno compiuto i 64 anni, perché hanno altri tipi di pensioni integrative, però è una platea molto grande e prevalentemente il 70% di queste persone sono donne. Questo lo dico perché la 14esima mensilità è uno, diciamo, delle rivendicazioni che ha portato avanti il sindacato, che è riuscito a conquistare prima quando c'era ministro Cesare Damiano e poi successivamente sempre con un altro ministro che ha allargato ulteriormente la fascia. Noi su questo stiamo puntando a far sì che il minimo per avere la 14esima non si fermi ai 1.100 euro, ma vada sopra i 1.500, anche perché così includiamo quelle persone che hanno versato 35 anni di contributi, però avendo raggiunto l'età di 80, 85 e anche 90 anni, alla fine con la perdita di rivalutazione nel tempo si trovano ad avere meno potere d'acquisto. Tra l'altro la 14esima mensilità, che viene erogata appunto ai primi di luglio, è divisa in quote rispetto ai contributi versati, cioè meno per chi ha versato fino a 15 anni, di più poi col salire degli anni, ed è esentasse, è stata messa come diciamo pensione aggiuntiva alle 13 mensilità, ma non tassata. Ecco, io non so se c'è un'altra telefonata oppure è rimasta accesa. No, ecco, perfetto. E parliamo anche di assegno unico, perché è una delle cose che insomma la gente chiede maggiormente. Sì, esatto. Allora, l'assegno unico di fatto è questa nuova misura, insomma ormai dal 2022, però di fatto sì, dopo tantissimi anni di assegno al nucleo familiare, l'assegno unico è la misura a sostegno della genitorialità che è nata a marzo del 2022. È importante, come ricordava Paolino prima, la scadenza del 30 di giugno, perché? Perché è una misura appunto, la domanda può essere fatta dal genitore indipendentemente dalla condizione lavorativa del genitore. Quindi se prima o comunque fino al 2022 si era abituati a chiedere gli assegni al nucleo familiare perché ne avevano diritto nello specifico, insomma nella stragrande maggioranza dei casi, soltanto i lavoratori dipendenti. Oggi invece l'assegno unico per i figli minori e maggiorenni in determinate condizioni, comunque fino ai 21 anni di età, può essere richiesto da tutti i genitori, quindi lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi, genitori disoccupati piuttosto che inoccupati, quindi senza nessun tipo di indennità di disoccupazione in pagamento da parte dell'INPS. Questo perché? Perché a differenza dell'assegno al nucleo familiare non c'è più il sostituto, che è appunto il datore di lavoro che paga la quota di assegno al nucleo familiare in busta paga, ma l'assegno unico è un importo
che varia chiaramente in base al reddito, quindi al valore ISEE del nucleo familiare, che viene erogato direttamente dall'INPS nel proprio conto corrente. E appunto per questo c'è la platea, insomma, è molto vasta, perché riguarda appunto tutti i genitori. Ricordavo prima che possono avere diritto a percepire l'indennità, queste erogazioni, insomma, per i figli, anche i genitori di figli maggiorenni tra i 18 e i 21 anni, a condizione però che questi figli si trovino nelle 4 condizioni previste, cioè siano ancora studenti, quindi appunto studenti delle scuole superiori piuttosto che universitari fino al massimo dei 21 anni, oppure svolgano tirocinio o comunque lavoro dipendente con un reddito annuo inferiore agli 8.000 euro, siano disoccupati iscritti però al centro per l'impiego o svolgano il servizio civile. Quindi queste sono le 4 condizioni nelle quali si deve trovare il figlio maggiorenne tra i 18 e i 21 anni per appunto riuscire a percepire mensilmente la quota di assegno unico pagata direttamente dall'INPS, dall'istituto. Ecco, per chi non ha ancora presentato questa domanda, cosa deve fare? Allora, per chi non ha ancora presentato la domanda, la scadenza importante è il 30 di giugno, perché? Perché presentare la domanda nuova entro il 30 di giugno ti permette appunto di aver diritto agli arretrati sicuramente da marzo a giugno. Perché dico da marzo a giugno? Perché l'assegno unico ha una validità annuale, ma non è anno solare gennaio-dicembre, è un'annualità che va dal 1° marzo di ogni anno al 28 febbraio dell'anno successivo. Ecco che il 1° marzo di ogni anno scatta, diciamo, il nuovo anno dell'assegno unico, e dentro giugno è importante ricordarsi appunto di fare la nuova domanda per chi non l'avesse fatta negli anni precedenti, oppure appunto l'ISEE sempre entro il 30 di giugno, perché viene ricalcolato l'importo di assegno unico in base appunto al valore ISEE in corso di validità. Ecco che se entro il 30 di giugno non riesco a presentare la nuova domanda piuttosto che l'ISEE, ma lo presento dal 1° di luglio in avanti, gli importi ricalcolati o il pagamento del nuovo assegno unico, insomma, partono dal mese successivo, quindi da agosto in avanti. Quindi l'importanza, insomma, di ricordarsi la scadenza del 30 giugno. Un'altra cosa importante da ricordare è questa, che l'avvento dell'assegno unico, come diceva prima appunto, è 1° marzo 2022. Per tutti coloro che hanno presentato la domanda di assegno unico nel corso del 2022, comunque fino al 28 febbraio 2023, ecco che non c'è l'obbligo di presentare tutti gli anni una nuova domanda di assegno unico, perché l'INPS continuerà a pagare l'importo di assegno unico, ok? La scadenza del 30 giugno per questi soggetti che già sono titolari di assegno unico per i figli è solo quella di ricordarsi di rinnovare l'ISEE in corso di validità per vedersi calcolare e quindi pagare la rata, insomma, di assegno unico con l'importo corretto. Diversamente l'INPS torna a pagare l'importo minimo. L'importo minimo, che per i figli maggiorenni è di 25 euro al mese, per i figli minorenni è di 50 euro al mese, l'importo minimo. Indicativamente, insomma, si va dai 50 euro ai 175 euro al mese come pagamento di quota di assegno unico. Poi con le varie maggiorazioni, insomma, che ci sono state appunto anche nel 2023 rispetto a entrambi i genitori lavoratori, piuttosto che disabilità, piuttosto che altro. Un'altra cosa da ricordare è questa, che per i figli disabili, quindi con un riconoscimento di invalidità, non ci sono limiti di età. Quindi se è vero che ho diritto all'assegno unico per tutti i figli minorenni o per i maggiorenni dai 18 ai 21 anni solo se rientrano nelle 4 condizioni a cui facevamo riferimento prima, nel caso in cui, insomma, ci sia un figlio con una disabilità riconosciuta, avrò diritto a percepire la quota di assegno unico mensile per sempre di fatto, quindi maggiorata appunto per l'invalidità riconosciuta dal figlio. Quindi non c'è una scadenza temporale o comunque anagrafica rispetto alla maggiore età del figlio riconosciuto invalido. Ecco, poi torniamo a parlare un attimo delle pensioni anche, perché prima ci dicevi, insomma, tanto abbiamo fatto come sindacato, ma
purtroppo non siamo arrivati ad ottenere quello che noi avevamo chiesto. Ci saranno nuovi incontri, ci potrà essere qualche spiraglio diverso? La vedo dura, però io partirei anche da un presupposto che noi come sindacato facciamo la nostra parte, ma i cittadini tutti dovrebbero anche chiedere conto al governo rispetto alle promesse che il governo ha fatto. Questo governo ha promesso di portare la pensione di anzianità a 41 anni. Non è stato fatto, non sta ragionando con noi in questa direzione, ha anche ristretto le condizioni di uscita per alcuni elementi di flessibilità che c'erano, guarda opzione donna. Non sappiamo se e come ci metteranno mano all'APE sociale, che è una condizione di anticipo pensionistico per le situazioni delle persone che perdono lavoro a 55-60 anni e che sono difficilmente ricollocabili nel mercato del lavoro. Cioè si predica bene ma si razzola male. Dall'altro canto avevano stabilito all'inizio dell'anno con un decreto fatto dal ministro Giorgetti che la rivalutazione sarebbe stata dell'8,1 per tutti e poi hanno spaccato in due la platea di pensionati. Una parte hanno dato l'8,1 e una parte quell'8,1 lo hanno fatto in decalage, cioè all'80% al 60% a seconda della fascia di pensione in cui uno arrivava. E stiamo parlando di pensioni tra i 1.500 e i 2.000 euro netti e sono pensioni che hanno versato, come dicevo prima, i 43 anni e oltre di contributi, che hanno mantenuto poi il sistema, perché il portato dei contributi versati sono sicuramente tanti e servono anche a garantire le pensioni minime, le pensioni sociali, cioè quella che è la sussidiarietà che deve fare un paese come il nostro per dare una mano anche a quelli che non hanno la fortuna di avere una carriera lavorativa continuativa e quindi di avere sempre i contributi versati. Quindi non scorgiamo spiragli in questa direzione. In più c'è anche un altro elemento che bisogna capire. Tra le varie norme che sono state fatte nel passato ce n'è una importante che se ne parla poco sul sistema contributivo, dove è vero che col sistema contributivo con 5 anni di contributi versati, come viene definito a livello europeo, maturi la pensione a 71, ma è anche vero che con 20 anni di contributi la puoi maturare a 64, quindi riducendo di 3 anni rispetto alla pensione di vecchiaia, però per maturarla la soglia di pensione deve essere 2,8 sopra l'assegno sociale. Allora noi cosa abbiamo? L'assegno sociale che aumenta per effetto dell'inflazione e quella soglia è difficilmente raggiungibile perché gli stipendi non crescono al pari passo e quindi i contributi non coprono. Basterebbe fare un intervento qui. Se invece di mettere il 2,8 metti il 2 o decidi qual è la soglia, è chiaro che tu fai entrare molte persone, certo. Però è anche chiaro che è semplice tirare via lo 0,8 e garantire una fascia di andare in pensione a 64 anni, magari con una pensione un po' più bassa, ma ce l'ha. E nel frattempo, tra l'altro, questi soggetti sono tutti quelli che hanno avuto la possibilità di farsi la previdenza integrativa contrattuale, cosa che molti giovani non hanno capito e non capiscono, che invece era l'opportunità che dal 92 c'era per aiutare a far sì che tra la pensione pubblica e quella che si faceva con le risorse contrattate dai contratti nazionali ci fosse quel 15% in più che andasse ad aumentare il portato complessivo della pensione. Beh, se si facesse questa operazione semplice noi avremmo risolto i problemi senza inventarsi chissà cosa. Il punto vero è che per fare questa roba ci vogliono le coperture in più e le coperture in più come lo fai? Andando a chiedere a quelli che oggettivamente sono diventati ricchi in questa fase, e lo stanno diventando perché abbiamo visto come la forbice si è allargata, che si paghino le tasse su quello che si realizza. Ma questo riguarda tutti. Cioè, non è che ci sia uno che è più evasore dell'altro, diciamo c'è chi ha la possibilità di evadere di più e chi ha la possibilità di evadere meno. Cioè, cito anche l'esempio di pensionato che fa lavoro in nero, magari va a tagliare 4 scipi, quello può evadere, ok? Però ci sono quelli che invece evadono molto di più. Allora qui non è una discussione da fare su chi evade di più, chi evade di meno. Qui bisognerebbe che veramente si affermasse una cultura nei prossimi anni che la fedeltà fiscale è utile a tutti.
sia a chi prende più soldi sia a chi ne prende meno, perché con la fedeltà fiscale io mantengo i servizi sociali, se no alla fine se tu non affermi la fedeltà fiscale e spacchi il mondo del lavoro in due, una parte del lavoro dipendente che paga più tasse e una parte del lavoro autonomo che paga meno e poi ha gli stessi benefici che ha, come si dice, il dipendente, tu vai a una logica in cui allarghi sempre di più la popolazione tra quella che può permettersi di avere determinate condizioni di benessere collegate sia a reddito sia alla possibilità di evadere e eludere il fisco, e una parte invece che deve restare lì sempre, e con il rischio di diventare sempre più povera. Cioè, questa è una situazione pericolosa, l'abbiamo vista anche nelle interviste di questi giorni, dove ti mostrano persone che vanno a mangiare una cena una sera e spendono 7.000 euro e dall'altra parte con 7.000 euro devono vivere tutto l'anno. C'è qualcosa che non funziona. Allora questo, siccome sento sempre dire il sindacato cosa fa, il sindacato sicuramente può fare di più, ma c'è una classe politica. Ci sono dei governanti, ci sono dei partiti e chiedono i voti e fanno le promesse. Bisognerebbe cominciare anche a chiedere conto. Cioè, noi dovremmo nei prossimi 3 anni avere tutte pensioni non inferiori ai 1.000 euro. Adesso sono a 600 e qualcosa. Allora, siccome l'hanno promesso, si sono dimenticati di dire che per fare quella roba là servono tanti miliardi che non li troveranno mai. Questo è il punto, non si può continuare a illudere un popolo con promesse che poi alimenti solo cattiveria uno contro l'altro e non si risolvono i problemi. Soluzioni realistiche, passo dopo passo, ma che vanno nella direzione di aiutare chi sta peggio, avendo l'opportunità di far sì che chi sta meglio contribuisca a far sì che ci sia una società migliore. Altrimenti, se si rompe la coesione sociale di questo Paese, con tutti i problemi che abbiamo non solo in Italia ma anche in Europa, molto probabilmente rischiamo che effettivamente tutto quello di welfare che abbiamo costruito in questi anni venga meno, e purtroppo siamo sulla buona strada in negativo su questo versante. Basta guardare quello che sta succedendo nella sanità, non passa giorno che noi siamo chiamati dagli anziani perché le liste di attesa si allungano, perché alla fine uno si stanca anche di telefonare per fare le sue cose, tanto è vero che abbiamo visto un incremento della mortalità rispetto alle malattie croniche. Cioè, tirata via la parte collegata al Covid e poi tutti quelli che hanno resistito, anziani e che hanno patologie che devono essere guardate in modo costante senza saltare dei periodi, se tu salti questi periodi la situazione si aggrava, quello che puoi fare in termini preventivi non lo fai e quindi acceleri il percorso che purtroppo porta la persona dall'altro capo del mondo, e noi questo non possiamo permetterselo, anche perché abbiamo di fronte quella generazione che è quella che ha costruito questo Paese nel dopoguerra. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio perché ci sono anche altri argomenti come i congedi parentali da trattare. Io ricordo sempre, le vedete in sovrappensione il numero per poter contattare i nostri ospiti. Pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, dunque parliamo di pensioni, insomma. L'abbiamo sentito, ne parleremo ancora con Paolino Barbiero, ma parliamo anche di congedi parentali, maternità facoltativa, quali sono le novità? Sì, allora le importanti novità che di fatto ci sono fin da agosto del 2022 sono queste, che riguardano il congedo parentale, quindi insomma quella che si chiama maternità facoltativa, così in un gergo comune, no? E fa riferimento ai 9 mesi. Ci tengo però a sottolineare una cosa, non sono 9 mesi, quindi 3 mesi in più rispetto ai 6 di congedo parentale che siamo sempre stati abituati a, con i quali insomma siamo sempre stati abituati a fare i conti. Da agosto del 2022 il congedo parentale come è stato modificato? Allora, ci sono 3 mesi non trasferibili in capo a entrambi i genitori, quindi 3 mesi per il papà, 3 mesi per la mamma. Sì. E poi ci sono altri 3 mesi che possono essere invece usufruiti o dal padre o dalla madre. Quindi si passa da 6 mesi a 9 mesi, ma non in capo al singolo genitore. 3 mesi per il padre, 3 mesi per la madre non trasferibili e 3 mesi in più che possono essere usufruiti o dal padre o dalla madre. Ecco che io avrò nel classico insomma, esempio più banale, insomma, se vogliamo, ma evidentemente anche quello che si riscontra più spesso nella casistica quotidiana. La madre che usufruisce di un congedo parentale di 6 mesi, così come è sempre stata, e in più rispetto alla vecchia maternità facoltativa, prima insomma di agosto del 2022 con questa modifica che c'è stata a livello normativo, che cosa ho? Ho 3 mesi in più in capo al padre.
Da quest'anno invece una nuova modifica riguarda l'importo, quindi la percentuale di pagamento dei mesi di congedo parentale. Allora, se fino a prima appunto avevo 6 mesi, e in questo caso appunto i 3 mesi in più dell'altro genitore pagati al 30%, oggi, cioè da quest'anno, dal 2023, ho un mese di questi 6 un mese pagato all'80%. Ecco che però anche qui ci tengo a spiegarlo, non è che ho un mese in più di congedo parentale, ex maternità facoltativa, un mese in più pagato all'80%. Dei 6 mesi erogati al 30%, il primo è pagato all'80%, quindi avrò 5 mesi per un genitore, avrò 5 mesi al 30%, e un mese all'80%, che appunto solitamente è il primo. E questa cosa non riguarda tutta la platea dei genitori, ma riguarda soltanto i genitori che hanno sostanzialmente visto la cessazione del proprio congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Quindi, per fare un esempio insomma molto semplice e per arrivare poi a chi ci sta ascoltando, se io sono una madre, ho terminato il mio congedo di maternità obbligatorio entro il 31 dicembre 2022, non rientro in questa nuova norma che prevede un mese di pagamento all'80% del congedo parentale. Rientro soltanto se il mio congedo di maternità obbligatoria o di paternità è cessato, è terminato dopo, cioè dal 1° gennaio 2023 in avanti. Quindi insomma i nuovi eventi di fatto, no? Ecco, non rientra tutti. Siccome soprattutto insomma negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, tantissimi genitori, tantissime persone si stanno rivolgendo alle nostre sedi, ai nostri sportelli per capire come fare domanda, chi ne ha diritto, come posso avere questo mese in più pagato all'80%, appunto non si tratta di un mese in più, ma è sempre ricondotto tutto a quelle che sono le mensilità di congedo parentale tra i due genitori, insomma, aventi diritto. Non c'è da fare nessun tipo di nuova domanda, le domande da fare insomma sono sempre quelle di maternità obbligatoria entro il 7° mese di gravidanza e poi del congedo parentale, che appunto essendo facoltativo è a discrezione del genitore richiederlo o meno, con le consuete insomma abitudini che abbiamo sempre avuto di fare la domanda all'INPS in maniera autonoma, piuttosto appunto con l'assistenza di un patronato, quindi all'interno delle nostre sedi. Io vedo che Paulino ha dei dati sulle pensioni. Sì, abbiamo i dati di quanti sono i pensionati, perché come dicevo prima, nonostante il tasso di mortalità degli anziani sia aumentato, la curva demografica oggi sta portando in pensione tutti i nati alla fine degli anni 50, inizio anni 60, dove tendenzialmente le famiglie avevano almeno 4-5 figli. Quindi non è che i pensionati sono tanti, è che sono tante le persone che sono nate in quegli anni e meno quelli che nascono adesso. E questi chiaramente vanno in pensione, per cui ti trovi in una situazione in cui il cosiddetto indice di vecchiaia, in provincia di Treviso è diverso comune per comune, nella pedemontana è più alto, in pianura è un po' più basso, ma abbiamo un indice di vecchiaia in cui ogni 160 pensionati sono 100 giovani, non regge, okay? Quindi bisogna avere ben chiaro questa cosa qua, anche rispetto ai flussi migratori, al fatto che ci sia una gestione più corretta, al fatto che ci siano flussi migratori di persone che vengono qui per lavorare, non per delinquere, fare prostituzione, droga, quindi al netto di tutte quelle cose che non vanno bene, bisogna anche cambiare paradigma della discussione che è stata fatta in questi anni, piaccia o no, basta pensare che il lavoro che 20 anni fa veniva identificato, quello più pesante, quello che aveva più persone, veniva rappresentato dal Ciputi nelle vignette di LK. Adesso nelle vignette di LK la figura professionale che viene più rappresentata è la badante e che non ha un linguaggio del dialetto della razza Piave, parla ucraino, parla moldavo piuttosto che marocchini, quindi noi non possiamo
far finta di non vedere la realtà. Che poi nella realtà ci siano cose che non vadano bene, sono d'accordo, bisogna metterle a posto, ma bisogna partire da questi fondamentali, perché se non parti da questi fondamentali noi i problemi di questo Paese non li risolveremo mai. E se destra e sinistra fanno la gara a chi la butta più alta per prendere voti e non per risolvere i problemi, prima o dopo, come si dice, i nodi arriveranno al pettine di chi ce l'avrà in mano in quel momento. Tanto per dare un dato, in provincia di Treviso, tra pensionati del privato e pensionati del pubblico, siamo quasi a 280.000 persone, cioè 280.000 persone su 880, togli quelli che non sono in età lavorativa, togli il fatto che tra tutti quelli che sono in età lavorativa una parte non lavorano perché hanno abbandonato il lavoro, perché non lo cercano per 1000 motivi, perché sono famiglie dove c'è il monoreddito solo, la moglie o il marito non lavora a seconda dei casi, c'è una situazione complicata. Poi dopo se andiamo a guardare anche qui, guardate che la media delle pensioni lorde nel privato sono di 1038, quindi vuol dire che è vero che c'è qualcuno che prende anche 2000 euro, poi ci saranno quei numeri che privilegiati dei parlamentari e consiglieri che si parla sempre di quello, e invece bisogna parlare di tutti quelli che appunto se la media è 1038 sono a 500, 600, 700, e guardate che ci sono anche persone che hanno sulle spalle 30-35 anni di contributi, solo che appunto ormai sono in pensione da un tot di tempo, specialmente quelli che hanno avuto la possibilità di uscire prima con i meccanismi anche di vantaggio che c'erano nel tempo. Però noi dobbiamo farci carico di questa situazione, e tra l'altro l'altro problema è che quando sei anziano si aggravano anche le situazioni delle malattie croniche, certo. Quindi tutto un lavoro di prevenzione e un lavoro che stiamo anche facendo nel rapporto con l'ULSS e con i comuni stessi, di provare a tenere in attività gli anziani, vuol dire far spendere meno a loro ma anche poi allo Stato per dargli il minimo di benessere. Cioè il fatto che nascano i gruppi di cammino, il fatto che ci siano tutte queste iniziative che tengono le persone, vuol dire evitare che le malattie acute accelerino e che poi arrivi in uno stato finale dove magari deve andare in casa di riposo, e passata la paura del Covid abbiamo visto che adesso nelle case di riposo cominciano di nuovo a esserci le liste d'attesa e sono state aumentate le rette, ma anche qua aumenti le rette e le case di riposo non trovano più il personale, perché tra i giovani pochi che ci sono, tra i pochi che ci sono, pochi fanno quel percorso per andare a fare l'OS nelle case di riposo, tanto è vero che ormai ci sono tunisine, marocchini, infermieri che magari hanno anche percorsi formativi diversi dai nostri, ma sono quelli che si stanno prendendo cura di noi, mi ci metto anch'io, insomma, perché poi i 65 anni li ho passati. E qui io non vedo una discussione approfondita, seria, vera, per tentare di dare delle risposte concrete. E lo ricordo a tutti, perché anche quando parlo con te ci dici chissà mai che io andrò in pensione, se non ci succede qualcosa di grave in pensione ci andrai anche tu, ci andremo tutti, magari qualcuno è andato a 65 anni, qualcuno andrà a 68, ma ci andremo tutti, qualcuno andrà con più soldi perché ha versato più contributi, qualcuno con meno perché ne ha versato meno, ma tutti ci arriveremo, a meno che il buon Dio non ci tolga la soddisfazione di vivere prima, per tanti motivi che possono succedere. Quindi bisogna avere cura della terza età di queste persone, e non è che questo è un problema che riguarda solo chi vive la terza età. Noi per esempio ci stiamo preoccupando dei nostri nipoti che escono dal lavoro precario. Saremo in piazza sabato 24 marzo a Roma. Ecco, vogliamo parlare di questa manifestazione sabato 24 marzo sì, noi, a Roma? 24 giugno scusate, saremo a Roma, è andata oltre. Partiremo da Mestre in treno, abbiamo ancora delle disponibilità, quindi se c'è qualcuno che vuole venire ci telefona e gli diamo gli orari e tutto, si parte alla mattina all'alba, si torna verso sera. È una manifestazione proprio per far presente a questo governo che si è assunto degli impegni nel suo programma e non li sta facendo. Quindi prima di tutto gli ricordiamo, guarda che non te l'abbiamo chiesto noi, l'hai promesso tu, quindi fallo. Poi alcune cose te le abbiamo chieste anche noi, hai aperto i tavoli ma li hai lasciati inconcludenti. E ecco, tu apri il tavolo al venerdì per dirci cosa farai il lunedì? Cioè è una presa per i fondelli, per non usare qualche altro termine più cattivo. Allora, credo che poi tra l'altro anche gli anziani, avendo un vissuto a una certa età, si arrabbiano anche quando vedono che li prendi per i fondelli. Quindi bisogna ristabilire anche un clima di fiducia all'interno di questo Paese e fare in modo
che chi governa oggi, che si è reso conto che quando prima stava all'opposizione diceva che le cose non andavano bene, adesso si accorge che anche lui, se non ha le risorse, le cose non le può fare andare come le hanno promesse. Allora deve finire questa stagione. Certo. Prima finisce meglio è, e prima si lavora allora tutti insieme, facendo anche una cultura dell'informazione corretta, senza fake news o quant'altro, certo, per tentare di capire come se ne esce. Ecco, ricordiamo dunque l'appuntamento del 24 giugno manifestazione a Roma della CGIL sui temi che dicevo prima, che riguardano il lavoro precario, la sicurezza nel lavoro, il fatto che quando tu hai il lavoro precario non ci sono contributi versati, certo, e quindi mancano i contributi per pagare le pensioni di adesso, certo, ma anche per far sì che l'altro, avendo i contributi non pagati, quando andrà in pensione avrà una pensione più bassa. C'è una catena negativa che va spezzata. La manifestazione c'è, certo, ne abbiamo già in programma uno anche a settembre, l'importante è che la gente partecipi, non è che siamo fermi, noi siamo in movimento, tra l'altro lo SPI, lo dice la sigla, a me piace dire, sempre pronti a intervenire, cioè sindacato pensionato, certo, italiano, ma sottotitolo sempre pronti a intervenire, per tutti, per i pensionati, per i figli e per i nipoti. Grazie, io ringrazio perché siamo arrivati al termine, grazie davvero a Paolino Barbiero, grazie anche a Valentina Durante. Grazie a voi. Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento ve lo ricorda di nuovo Paolino il 24 giugno in piazza a Roma. Sì. Insomma, bisogna esserci per... Anche col caldo non temiamo niente, casomai apriamo l'ombrello per ripararci dal sole. Perfetto, vi ringrazio anche i registi che ci hanno seguito, l'appuntamento ovviamente per la prima edizione a domani, grazie, arrivederci.